Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro marietto veneziano con tanta fantasia. Non dovete credere niente a quello che chiaramente il vostro marietto racconta, ma così le passo così. Oggi vi voglio raccontare una storia che si collega un po' anche alle, come si suol dire, pretese o illusioni che le persone possono avere anche date dalla loro età mentale, nel senso che mi rendo molto conto che alcune persone hanno un'intelligenza emozionale differente dall'intelligenza reale, cioè scusate, dalla età reale. In altre parole, potremmo trovare gente di 50 anni con un'intelligenza emotiva di un ragazzo di 12-13 anni. Purtroppo nel campo dell'esoterismo molti maghi hanno in un certo senso giocato su questo fatto, promettendo illusioni e dicendo che le cose si fanno in frettissima, nel senso che basta toccare, fare bim bum bam, o una parolina magica, o una pacca sulle spalle, o un calcio nel fondo schiena, e subito si hanno amori impossibili, soldi, denaro, parcheggi gratuiti al supermercato e balle del genere, no? Come diceva Don Camillo. Però il problema è che la cosa non è proprio così. Quando si arriva a una certa età, come quella del marietto, e si vedono tante cose, ci si rende conto che la magia ha i suoi tempi e le sue, come si suol dire, cicli, no? In un certo senso, quando uno opera a alta magia operativa si rende conto che quando viene lanciato qualsiasi cosa, la cosa si farà, ma ha i suoi tempi, a dipendenza del karma e da tante variabili che in quel momento lì magari anche il mago, l'esoterista non sa. Ma cammin facendo si rende conto che magari ci sono blocchi a destra e a sinistra. Purtroppo alcuni clienti, abbagliati un po' da alcuni social che promettono di tutto e di più, non si rendono conto che ci sono delle tempistiche importanti. Io ho sempre detto che minimo 9 mesi. Perché vi dico questo? Perché l'altro giorno, leggendo un commento su un social di Hildegarda, ho letto una signora che secondo me non ha ben chiaro la situazione di quando si fa un'operazione magica, no? Io conosco benissimo Hildegarda, so che è una bravissima e seria professionista, e quando fa le cose vengono fatte. Ciao Beatrice, grazie di esserti unita nel diario del marietto veneziano. So che fa le cose e le cose poi funzionano. Però questa signora si lamentava che non vedeva subito i risultati, in più ha scritto cose inesatte e fuorvianti. Comunque io avrei lasciato stare, nel senso che queste persone non si rendono conto di quando viene fatto un rituale che montagne di energie vengono mosse. Però lasciamo stare questo caso un pochettino delirante, ma vi voglio raccontare invece qualcosa di più fantasioso e concreto. Ciao Marinella, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. E vi voglio raccontare un caso di una categoria, ma soprattutto di un signore che non aveva capito che il mondo lo comanda chi comanda l'eterico e non la chimica. E qui parlo di un farmacista. I nomi che dico sono fantasia, ma chi ha seguito il marietto veneziano ieri sa che nell'83 il marietto aveva sentito cose importanti. Ciao Beatrice, grazie da saluto. E ritorno a parlare della casa dei sogni. Questa casa dei sogni chiaramente aveva bisogno della chimica è un racconto di fantasia, il marietto le racconta, non sono vere, aveva bisogno di chimica per poter avere informazioni ai clienti. E un farmacista in erba, uno di quelli un po' materialista che non credeva nell'esoterismo, si era buttato a pesce perché aveva visto il grande guadagno che c'era. Servizi segreti, forniva la bomba, come si diceva, da mettere il caffè,
per poi chiedere informazioni ai vari clienti, perché ai tempi, chiaramente sto parlando degli anni 70, 80, 90, non c'era ancora internet. Oggi basta fare una ricerca su internet e si sa quasi tutto vita e miracoli, ti mettono anche la foto dell'amante, no? Però a quei tempi non era così. Allora questo farmacista chiaramente si era messo subito in pole position per incominciare a ingrassare il conto in banca. E il vostro Marietto, nel cammin facendo la propria vita, lo ha avuto un pochettino contro. E infatti era soprannominato il genio, no? Perché aveva questa cordata di seguaci che traevano profitto da questo guadagno, e quindi praticamente aveva un gruppo di seguaci, no? Ma cosa successe? Successe che praticamente ci fu una guerra tremenda fra il Marietto, da cordata e Marietto, questo genio che però, io sto parlando del 80, anni 80, il gruppo del capitano degli Alpini di Torino aveva visto che nel 2008 questo personaggio avrebbe incominciato a pagare il suo karma. Morale della favola: il gruppo del capitano degli Alpini di Torino, nella casa dei sogni, ci stette praticamente fino al 1990-92 e dopo si dissolse, sparì. Il vostro Marietto lasciò la barca perché aveva compiuto tutte le missioni che c'erano da fare e se ne aspettavano altre. E cosa successe? Successe che però questi qui continuavano a mungere la mucca e quando si trovarono che avevano la barca in mano loro, pensavano di essere in grado di gestirla, ma in realtà l'aveva sempre gestita dietro le quinte il capitano degli Alpini di Torino. Loro andarono avanti con la materia, con le droghe, con tutto quello che potevano usare. In Italia i governi continuavano a cambiare, ci fu Mani Pulite che diede una bella spazzolata e quindi in un certo senso tutti questi, come si suol dire, che erano aggrappati a questo che soprannominiamo genio, si sentivano al sicuro, no? Mangiavano, andavano in vacanza a San Moritz, a Monte Carlo, guadagnavano 10 volte quello che guadagnava un dipendente di una fabbrica italiana e pensavano che li guadagnavano perché erano bravi, belli, intelligenti. Il tempo passava e loro hanno cominciato anche ad andare da veggenti per vedere com'era la traiettoria. E il risultato era che questo uomo era stato deciso che nel 2008 avrebbe incominciato, tira e molla, a pagare il karma. Il Marietto ormai se n'era andato e aveva chiuso. Sapete che quando il Marietto chiude poi non ci sono balle che tengono. Avevo buttato alle spalle quelle missioni, non mi interessava più. Ma loro in certo senso si sentivano ancora forti e dominanti del gioco, del giocattolino, no? Passano gli anni e ogni tanto al Marietto arrivava qualche comunicazione data dai seguaci del genio di tornare, di perdonarlo per quello che aveva fatto. Io chiaramente mi ero dimenticato tutto, perché sapete che se il Marietto c'è dorme. Ciao dolce Carmela. E quindi cosa è successo? È successo che io praticamente facevo la mia vita, avevo altre missioni da fare, altri compiti. Morale della favola: a un certo punto ho iniziato la radiostasia e ho dato un colpo col pendolino per vedere come stava il genio e ho visto che stava effettivamente male. Allora a un certo punto ho cercato su internet alcuni filmati di questo genio e il signore, non contento di aver fatto disastri per tutta l'Italia, si era andato anche a fare uno special sulla patologia che aveva preso una patologia gravissima e cercava fondi, no, il signore, per poter aiutare gli altri a guarire. Cioè, prima ha venduto droga a destra e a sinistra, psicotropici, per poter costruirsi le ville a destra e a sinistra. Poi quando è arrivato il karma, il signore voleva fare la Verginella Santa. Morale della favola: nel 2015
è un racconto di fantasia, mi raccomando, non è che dopo andate a dire il Marietto dice queste cose. Ma comunque morale della favola, nel 2015 questo qui l'hanno impacchettato e il mondo ha tirato un sospiro. Chiaramente tutti quelli che sono nella cordata o erano nella cordata del genio sanno che ormai come si dice, quei riti operativi che erano stati fatti nei 70-80 per togliersi queste piattole, no? Stanno incominciando a operare. Purtroppo molti non sanno che in alcuni campi misterici si colpisce fino alla quinta generazione. Cioè se uno fa l'asino, no? Non è che pagherà solo lui, ma ci sarà moglie, marito, insomma zio, tutti, cugini, padri, madre, insomma si vanno a cercare anche i retroattivi. Quindi questo genio ha costruito queste bellissime case, le ha lasciate alla figlia, la quale è diventata gerente stranamente di ristoranti e bar proprio perché voleva perpetuare il cammino. Ciao Claudia, grazie degli Stati Uniti. Morale della favola, questo è il succo per dirvi che quando viene lanciato un'operazione magica sia nel bene che nel male, passerà anche tanto tempo e quelli che hanno un'intelligenza emotiva bassa chiaramente vorrebbero che succeda subito. In realtà verrà fuori anche alla distanza, ma succederà sia nel bene che nel male, perché quando viene lanciato qualcosa, se non viene fermato con delle pulizie radioniche o radiostesiche o con altri riti purificatori, una cosa va avanti. Chiaramente più è alto il soggetto che lancia, l'esoterista che lancia questa cosa, e più chiaramente è difficile fermarla. Noi chiaramente conosciamo Hildegard, che è bravissima nel suo ruolo, nelle sue competenze, e quindi di conseguenza chiunque si è fatto fare un ottimo lavoro da Hildegard può stare tranquillo. È chiaro che se una persona ha un'intelligenza emotiva bassa, cioè magari di 11, 12, 14 anni, e pensa che guardando un film di Harry Potter la vita eterica sia così, si è sbagliato di grosso, ci vogliono minimo 9 mesi per incominciare a vedere qualcosa di veramente importante. Prima può succedere colpo di fortuna, e questo non l'ho mai negato che esiste, il Marietto. Quel farmacista, soprannominato genio, l'ha capita dopo 30 anni. Gli ultimi anni della vita continuava a mandarmi gente a chiedermi perdono di qua di là, ma io ormai mi ero dimenticato e non mi interessava più quella partita lì. Ormai loro erano lì con i loro soli, i loro palazzi, le loro vite, ormai stavano solo aspettando di entrare nel basso strano. Bene cari amici, questo è un breve racconto per dire che chi si è fatto fare dei lavori da Hildegard deve stare tranquilla. Lei, la conosco benissimo, li ha sempre fatti, non si è mai tirata indietro anche a prezzi bassissimi, e secondo me li sbaglia, perché dovrebbe in un certo senso essere un attimino più in linea col mercato, e sono sicuro che tutto quello che ha fatto andrà a buon fine, chiaramente se la persona naturalmente ha un karma adeguato alla cosa. Quindi non andate a scrivere non vedo risultati o favole destra e sinistra sul suo canale, perché a parte che alcuni scrivono proprio, cioè uno ha scritto proprio cose che non stavano in cielo né in terra e ha fatto un miscuglio, ma in più alla fine la cosa verrà fatta, cioè a livello eterico ormai la cosa è lanciata, è come una slavina. Quando una slavina viene lanciata, il genio, quel farmacista, non ci credeva, però dopo 30 anni che era arrivato al dunque, no? Ormai lui e tutta la sua famiglia, quindi io sto parlando di 5 generazioni, il padre, il nonno, il suocero, tutti verranno colpiti, solamente per il semplice fatto che questo asino ha rovinato un sacco di altre persone. Questo nel bene e questo nel male. Questo è un racconto di fantasia, il vostro Marietto veneziano vi saluta. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!